Però, bella giornatina per riprendere il campionato. Che dire, giornata tipicamente autunnale questa di domenica 24 settembre. Un buongiorno amici di YouTube e di Vado al Max e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento per il campionato Veneto Play Kart. Mi sto dirigendo verso Piacenza, la Turbo Kart, pista a me totalmente sconosciuta come alla stragrande maggioranza di noi piloti. L'incognita tempo sembra aggiungersi ulteriormente alla non conoscenza della pista e onestamente non so come possa andare a finire. Daniel nel nostro gruppo WhatsApp ha detto che comunque in caso di gioia si correrà lo stesso e che sia la volta buona che finalmente sfrutterò il mio kit da bagnato? Non lo so, però comunque, dato che prevenire è meglio che curare, ce l'ho dietro, anzi ce l'ho sempre dietro in caso di necessità. Gara che si preannuncia combattuta, come ho detto prima, pista sconosciuta, condizioni meteo che a Piacenza non so che tempo faccia. Ho visto dal meteo.it che lì adesso sta piovendo, però in teoria nel pomeriggio dovrebbe migliorare e aprirsi qualche squarcio di sole, per cui adesso mi sto dirigendo a prelevare Buon Lucian che farà la strada con me. Dopo ci troveremo a Vicenza Est con tutti gli altri piloti per andare insieme verso il Turbo Kart di Piacenza. Bene, cambiamento di programma, siamo nella ignoranza mobile del buon Lemuel, stiamo andando verso Piacenza, c'è un sacco di colonna in quel di Sirmione, all'uscita di Sirmione perché c'è un incidente. Ecco a voi l'ignoranza fatta persona, ovvero il buon Lemuel e il buon Lucian. Ragazzi, oggi viene fuori devastazione totale in quel di Piacenza. In teoria siamo solo in 10 e vediamo com'è la pista. Bene, pausa pranzo alla Wine House di Brescia perché onestamente siamo tanto in anticipo, veramente ignoranza palata oggi, si prospetta una giornata fotonica. Bene, dopo una mangiata fotonica si ritorna per strada per andare in quel di Piacenza. Mazza che mangiato, non avevo neanche bisogno della zavorra. Bene, eccoci arrivati, pista che quanto di più rustico e primitivo ci possa essere, cioè alla prima impressione non dà, diciamo, di un luogo professionale, mi viene da dire. Questo è veramente una pura e mera opinione personale, però speriamo di divertirci lo stesso. Il kart onestamente non li ho riconosciuti, sì sono dei Birel ma non sono riuscito a capire che tipo di motorizzazione hanno e speriamo bene che Dio se la mandi buona. Bene, eccoci qui, appena finita gara 1, piccolo recap anche per quanto riguarda le qualifiche. Ho fatto il settimo tempo, siamo in 12, settimo tempo per cui pole position della prima gara del gruppo B e sono portato in porto anche la vittoria in gara 1 del gruppo B.
Diciamo purtroppo in qualifica sotto penalizzato da un kart che praticamente accelerava da solo in uscita di curva, durante le curve accelerava da solo, aveva un minimo talmente alto che veramente andava via per i fatti suoi. Non sono riuscito a fare più del settimo tempo perché veramente è stata una cosa scandalosa. Gara 1 un po' meglio, ho trovato uno dei kart migliori dell'otto che avevo osservato durante le gare della Play Kart Emilia. Sono stato fortunato a beccarlo e sono riuscito a portare fino in fondo la vittoria di gara. Adesso vediamo per quanto riguarda la griglia di gara 2 dove capiterò. Bene, eccoci qui, finita anche la prima gara del gruppo A. In teoria dovrei essere riuscito a fare il secondo miglior tempo a 3 decimi da Lemon che ha fatto 35,6, io ho fatto 35,9, parto comunque in prima fila del gruppo A. Dovrebbe andare meglio, dai, speriamo di beccare un buon kart che mi permetta di fare un buon risultato, però oggi mi sa che non c'è coppa da portare a casa stasera, mi sa, speriamo, dai. Bene, eccoci qui dopo una lunga giornata che in teoria è stata molto più lunga del previsto perché per sovrabbondanza di piloti nella gara del campionato Play Kart Emilia. Purtroppo la nostra gara è slittata e io praticamente sono ho raggiunto la mia dolce metà, che ne approfitto per dire: amore, ti amo più di un'altra cosa, credimi, non so cosa farei senza di te. Lo so, possono essere frasi fatte, ma le penso veramente. Comunque, che dire, poteva andare meglio come poteva andare peggio. Pista totalmente sconosciuta, i kart erano quelli che erano, però veramente sì, struttura caserezza, ma onestamente se vogliono aumentare la clientela secondo me quelli della Turbo Kart dovrebbero aumentare, cioè fare degli investimenti a livello di struttura non indifferenti, perché ti ritrovi un capannone, la pista si sviluppa per le prime 2 curve e mezza dentro un capannone, poi un breve tratto sotto un tendone e dopo c'è tutta quanta la parte scoperta esterna che praticamente è delimitata da 2 nastri di gomme a protezione dei muretti e della parete stessa della parete stessa della struttura. Diciamo che non è il massimo per quanto riguarda la sicurezza, ok, che le velocità sono relativamente basse, però se come me ti capita un karting che praticamente accelera da solo è anche abbastanza pericoloso. Comunque un piccolo assunto della giornata, siamo, come appunto detto, slitta in maniera importante la nostra gara e mi ritrovo nella prima batteria di qualifiche con Claudio Micelli, l'istruttore che diciamo mi ha tra virgolette insegnato, cioè ha fatto da coach nel vlog di Vignate alla Top Fuel Arena di Vignate qualche settimana or sono in preparazione della 24 ore di Siviglia. Nella stessa giornata ha fatto sia la gara sua per quanto riguarda il Play Kart Emilia che ha fatto da wildcard per il campionato Veneto, e lì diciamo che lì si è vista la sua esperienza con i Birel, perché effettivamente per guidare i Birel, almeno quelli che ci sono alla Turbo Kart, bisogna avere
bisogna totalmente cambiare stile di guida proprio, bisogna totalmente cambiare stile di guida perché sono totalmente differenti da qualsiasi altro tipo di gara che abbiamo provato. Per carità di Dio, non sono male, che ovviamente però in quel contesto sono quello che sono. Comunque, primo batteria di qualifica, faccio pietà ai sassi, praticamente faccio l'ultimo tempo di batteria, se non mi ricordo più, ho fatto un 36 e mezzo, 36 e 5, che comunque tutto sommato per essere la prima volta non è stato neanche male. Il bello viene che il kart che mi sono ritrovato in qualifica aveva il brutto difetto di avere il minimo troppo alto, o comunque restava sempre accelerato. Io alzavo il piede dall'acceleratore e nella S stretta all'uscita del capannone, praticamente se volevo parzializzare o comunque rallentare, il kart aveva un minuto talmente alto, o comunque dopo è venuto fuori, come ho appena detto, che c'era il filo dell'acceleratore che non lavorava bene, praticamente accelerava da solo e questo mi ha penalizzato veramente tanto per la prestazione. Tant'è che finisco col fare il settimo tempo, parto dalla pole position della gara 1 del gruppo B. Lì diciamo che la sorte mi viene un po' in aiuto, dato che mi viene affidato uno dei kart più prestazionali che avevamo visto durante la giornata, e effettivamente era così, funzionava alla perfezione, nessun problema, tant'è che sono riuscito ad abbassare di ben mezzo secondo il mio best lap rispetto alla qualifica. Sono partito dalla pole position e ho finito in testa alla gara. È stata, posso considerarla come seconda vittoria di gara, ecco, di manche. Sono un po' contento per quello, dai, almeno una piccola soddisfazione l'ho avuta. Tant'è che questo giro più veloce in 35 e 9, fino a qualche giro dalla fine della gara 1 del gruppo A, mi stava per valere la pole position, per cui ho detto porca miseria, qui si fa anche interessante. Però purtroppo il buon Lemuel Mironi ha deciso di fare una tattica molto molto astuta, che avendo il buon Miceli davanti come tappo, perché per manifesta superiorità avrebbe potuto superarlo, praticamente ha fatto da tappo e i tempi erano di qualche centesimo superiori ai miei, per cui i presupposti per partire in pole c'erano. Soltanto che in uno degli ultimi giri ha un po' mollato il colpo Lemuel per prendersi un po' di spazio ed è riuscito a fare la pole position. Riesco a risalire nel gruppo A in quanto vincitore e avendo realizzato il giro più veloce della gara 1B, fatalità mi ricapita sempre il kart numero 1, quello che ho utilizzato in qualifica, quello che accelerava da solo. Non solo, il problema era veramente, si era moltiplicato. Alla fine è venuto fuori che era il filo dell'acceleratore, però rimaneva sempre bloccato l'acceleratore, praticamente io andavo a staccare e non chiudeva la farfalla, cosa che in una pista come quella della Turbo Kart onestamente può essere molto pericolosa. Questo handicap tecnico mi ha penalizzato in partenza. Infatti, come vedrete, ho fatto una partenza veramente oscena, tant'è che Sensoni mi ha superato subito e ho dovuto correre un po' in difesa per tutta la gara, cioè non ho potuto minimamente attaccare, il che è stato anche frustrante un po', cioè speravo un qualcosa di meglio, però purtroppo le gare sono così, questo tipo di gare sono fatte così. Il format del Play Kart Veneto, come di tutti gli altri campionati Play Kart, prevede il cambio di kart tra qualifiche, gara 1 e gara 2. Praticamente non si ha mai lo stesso kart a disposizione. Il che, se da una parte ti rende le gare molto combattute, perché non è mai detto che un pilota che stradomina una gara oppure in qualifica si ritrovi un kart più lo stesso performante, può essere anche meno, per cui le carte vengono rimescolate, e che purtroppo io con la classica scalona che ho mi è capitato fatalità il kart con cui avevo avuto problemi anche in gara 2, purtroppo è andata così.
Bene, per questo sesto round del campionato Policar Veneto è tutto. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento qui sotto se avete domande o richieste particolari. Prossimi appuntamenti con il Playcart Veneto sarà il 28-29 di ottobre in quel di Raceland, si correrà con il Centurion, speriamo bene perché onestamente non ho sentito belle voci lì riguardo all'equilibrio della flotta, al bilanciamento della flotta, e onestamente mi dispiace perché la pista è bella, la struttura è bella, cioè conosco tutti quanti bene o male là dentro. Adesso prossimi appuntamenti in generale, magari qualche allenamento ignorante lo farò ritornerò a farlo con Tibia e Nick del Paprika Racing Team. E niente, vi auguro una buona notte, ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.